Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo a Conegliano in provincia di Treviso, 36.000 abitanti circa, il comune ha un territorio molto variegato. Conegliano è città d'arte e del prosecco. Nel corso della puntata abbiamo tante cose da scoprire, la parola alle immagini. Io sono nata a Conegliano e al momento studio a Padova, ma nonostante viva fuori la mia città, torno ogni fine settimana perché sono comunque molto affezionata ai miei colli, al mio paesaggio e soprattutto ai miei amici e alla mia famiglia. Il venerdì di solito ci troviamo in gruppo, tutti i ragazzi di Conegliano, e abbiamo il nostro bar fisso, passiamo la serata in compagnia. E vi invito a visitare questa meravigliosa cittadina che è Conegliano. Conegliano è una città di 36.000 abitanti, si articola su un territorio di 36 km², ha molte potenzialità dal punto di vista storico, artistico, architettonico e anche certamente un richiamo dal punto di vista della tradizione enogastronomica. Le sue radici risalgono a ben oltre 1000 anni fa, la parte vecchia ha delle particolarità e delle presenze artistiche e architettoniche importantissime. Siamo terra del Cima, come è noto, e del Beccaruzzi. Abbiamo una piazza che è una piazza un po' particolare perché non è una piazza piana ma è una piazza in discesa, ma si presta molto alle rappresentazioni che in quest'ultimo periodo sono copiose, sono molto presenti e sono anche di alta qualità. Il gonfalone della città, la corona è una corona a 5 guglie che è il riconoscimento della città. Per quanto riguarda invece lo scudo è riconducibile a quei fregi che venivano realizzati, che venivano autorizzati nel periodo delle crociate. E molto bello è anche l'itinerario che collega il castello al Duomo. Andiamo a conoscere il parroco. Siamo nel Duomo di Conegliano, è la chiesa parrocchiale della parrocchia omonima, una parrocchia che territorialmente comprende gran parte del centro storico di Conegliano, una parrocchia che oltre alle istituzioni previste, agli organi previsti, le normali attività di una parrocchia, quindi il gruppo dei catechisti, Azione Cattolica, la Caritas abbiamo, la San Vincenzo, abbiamo 2 gruppi giovanili delle medie superiori, biennio e triennio, e altre attività, il gruppo missionario naturalmente.
Siamo una parrocchia, diciamo, in una città di grande e lunga tradizione cristiana, ancora ben presente e significativa nel contesto cittadino. Questo Duomo, prima di essere il Duomo, è stata per secoli la chiesa della scuola dei Battuti. I Battuti, un nome curioso, sono stati nella storia una componente di quei movimenti dei flagellanti che sono sorti in Umbria, a Perugia, nel 1260. Qui sono giunti molto presto, un documento del 1270 già ne testimonia la presenza qui in Conegliano. Sono confluiti ben presto in confraternite e in scuole, confraternite prevalentemente dedicate all'assistenza e alla carità. Nel 1345 hanno cominciato la costruzione di questa loro chiesa, che è stata poi consacrata, dedicata a Santa Maria Nuova, per distinguerla dalla Santa Maria in Colle, di cui erano stati ospiti prima. Poi ben presto acquisì anche la denominazione specifica di Santa Maria Annunciata. Negli anni immediatamente successivi fecero costruire l'aula delle riunioni qui sopra, splendida, ecco, per l'importanza che questa confraternita aveva raggiunto nel contesto cittadino. Noi la chiamiamo la Sala dei Battuti. Nel secolo XV questa chiesa dei Battuti ebbe un abbellimento interno, soprattutto qui non possiamo non far riferimento alla celebre Pala del Cima, questo nostro grande artista coneglianese. E poi anche abbellimenti esterni, innanzitutto il campanile caratteristico del 1497, poi gli affreschi qui della facciata del Pozzo Serrato. Svilupparsi del borgo ai piedi del colle, il vescovo Lorenzo da Ponte, con decreto nel 1757, stabilì che questa chiesa dei Battuti diventasse il Duomo di Conegliano, e al titolo di Santa Maria Annunciata fu aggiunto anche il titolo di San Leonardo. Il patrono di Conegliano è appunto San Leonardo, che è raffigurato qui appunto in una tela del Beccaruzzi. Conegliano è città d'arte, ma è anche il luogo del prosecco. Andiamo a scoprire i piatti tipici. Benvenuti al ristorante A Casa de Giorgio, a Conegliano, in centro storico. Siamo qua per presentarvi alcuni piatti nostri, soprattutto di stagione. Adesso abbiamo il radicchio di Treviso, che è un piatto conosciuto in tutto il mondo. Partiamo con un antipasto che abbiamo qui davanti. Il radicchio viene marinato, poi ripieno con un formaggio locale fresco, avvolto una fettina di speck di sauris, condito con una salsettina a base di aceto balsamico e dei pinoli tostati sgranati qua e là. Ma un altro antipasto particolare che noi facciamo da sempre, una ricetta
fatta da me e un cuoco svizzero nel 1964, sono le lumache. Sono servite su questo tegamino speciale, come vedete senza guscio, gratinate al forno. Abbiamo in questo momento l'antipasto chiamato rustico. Abbiamo il timballo al radicchio di Treviso. C'è un'ottima pasta ai fagioli, una ricetta particolare anche questa, con i fagioli borlottini, merita assaggiarla perché è veramente strepitosa, come si dice. Passiamo un attimo a qualche secondo piatto particolare, per esempio la ganassetta di vitello arrosto al forno, contorno polentina fresca all'onda, verdura e patatine. Baccalà in teccia viene cotto in tegame, in umido, abbinato come contorno la polentina fresca. Andiamo a vedere i dolci che facciamo di stagione. Per esempio in questo momento abbiamo le pere cucinate al vino rosso e cannella. Come abbinamento di solito mettiamo anche una pallina di gelato di vaniglia. Oppure abbiamo questa panna cotta che viene abbinata ai frutti di bosco e tanti altri piatti, con gli ottimi vini che abbiamo qua, sempre delle nostre naturalmente zone. Oltretutto abbiamo anche una settantina di etichette, un po' di tutta Italia e qualcosa anche di estero naturalmente. Mia nipote Margherita, quella che fa le crostate, evviva, evviva. Questo è mio figlio Mario, che purtroppo è in Spagna, ma chissà che prima o poi tornerà a vedere cosa fa suo papà. Vi aspetto tutti, vi ringrazio e viva! A Conegliano, in provincia di Treviso, spicca l'itinerario artistico. Andiamo a conoscerlo con una storica dell'arte del luogo. Qui ci troviamo nella Torre della Campana, che è il museo civico di Conegliano. Siamo uno dei punti più importanti della visita alla città. Tra le opere più importanti abbiamo alcuni affreschi staccati che provengono, diciamo, da chiese o case del territorio. Ricordiamo un grande affresco del Pordenone che rappresenta la Madonna col Bambino affiancata da altri santi. Poi abbiamo altri dipinti, quali un'Ultima Cena e un San Giorgio al Drago. Anche questi sono dipinti ad affresco e provengono anch'essi dal territorio circostante, sono opere del XV secolo. Altre opere molto importanti sono un dipinto di Palma il Giovane che rappresenta la consegna delle chiavi, alcune portelle d'organo che furono realizzate probabilmente da Cima e la sua bottega e quindi rappresentano un altro momento fondamentale della visita al castello. Oltre a questa torre d'arte abbiamo questa bellissima Sala del Camino, con un camino che ha una foggia che ricorda il cappello del Doge. Ovviamente dobbiamo parlare di Via 20 Settembre. Un tempo era la Contrada Granda, quindi è il centro storico, il cuore proprio della città. Arrivando da Porta Dante, come prima cosa noi possiamo ammirare la facciata del Duomo di Conegliano, che è impreziosita da una serie di affreschi molto belli, molto importanti, realizzati dal pittore fiammingo Ludovico Teoput, detto il Pozzo Serrato.
La Sala dei Battuti che sovrasta il Duomo e quindi sta sopra il Duomo è molto importante. Qui abbiamo un altro enorme ciclo ad affreschi. Questo fu realizzato, per quanto riguarda la parte diciamo più significativa, da un pittore che si chiamava Francesco da Milano e che lavora qui a Conegliano tra il 1502 e il 1548 e vengono raffigurati. Accanto alla Sala dei Battuti c'è anche un'altra importante sala che è la Sala del Capitolo e qui diciamo la preziosità, l'aspetto più rilevante è costituito dalla presenza di 5 arazzi che anch'essi appartenevano alla Scuola dei Battuti e sono di manifattura fiamminga. Ci sono altri palazzi rinascimentali, ad esempio ricordiamo Palazzo Piutti, Palazzo Montalban Vecchio, che viene attribuito alla Scuola del San Michele, un palazzo molto imponente del XVI secolo. Casa Longega, che è una bellissima costruzione del XV secolo con caratteristiche e decorazioni in cotto. Palazzo Sarcinelli, anch'esso un importante edificio rinascimentale del XVI secolo appartenuto all'antica famiglia Sarcinelli di Ceneda. E successivamente incontreremo Palazzo Montalban Nuovo. Poi incontriamo un altro edificio rappresentativo che è il Palazzetto del Monte di Pietà, attualmente adibito ad albergo. Continuiamo la nostra visita arrivando all'ultimo momento importante di questa antica contrada grande, che è la Porta Monticano, e sulla facciata esterna di questa porta c'è la raffigurazione ad affresco di un leone. Infatti sappiamo che la Serenissima regnerà poi a Conegliano dal metà del 1300 fino al 1797. Carpene Malvolti è la mia azienda, possiamo dire la più vecchia azienda spumantistica in Italia. Infatti è stata fondata ben nel 1868 dal mio trisavolo, quindi 5 generazioni fa. Qui in azienda abbiamo anche il nostro archivio personale di oggetti più che storici, direi. Un esempio è questo telescopio che era proprio del mio trisavolo. Addirittura noi abbiamo richiesto alla ZEISS una certificazione che certifica che questo telescopio è del 1877 e questo riunisce ben 2 generazioni in quanto durante la guerra mondiale fu proprio il mio bisnonno che l'unica cosa che riuscì a recuperare è stato il telescopio di suo padre. L'azienda intanto è una delle poche ad essere ancora in centro storico a Conegliano, in quanto quasi 150 anni fa qui era ancora campagna. Per cui anche l'edificio è storico, una parte dell'azienda dove noi abbiamo la nostra taverna storica era addirittura un convento. Rispetto agli altri, il Prosecco Carpene Malvolti penso che possa vantare una gran passione e una gran tradizione sempre nell'innovazione. La passione perché è stata quella che ha fatto nascere l'azienda
in quanto il mio trisavolo Antonio Carpenè è stato spinto proprio dalla passione che aveva per la viticoltura e per il vino, e è la stessa passione che a 5 generazioni di distanza noi continuiamo a portare avanti. In azienda adesso c'è mio padre, quindi la 4ª generazione, e poi ci siamo io e mio marito. Il metodo che utilizziamo per produrre il nostro prosecco è conosciuto in Italia e nel mondo come metodo Charmat, ma noi lo chiamiamo anche metodo Carpenè, in quanto è stato proprio il mio trisavolo Antonio Carpenè a perfezionarlo, con anche numerose corrispondenze con personaggi dell'epoca come Koch e Pasteur. È riuscito a perfezionarlo e a portarlo a quello che è adesso e che noi tuttora utilizziamo. Abbiamo anche una piccola produzione, sempre storica, di grappa e brandy. Il brandy addirittura abbiamo una piccola parte che è uso esclusivo della famiglia, quindi di mio padre, nemmeno mia, di brandy che è di 100 anni fa. Conegliano per me è la mia casa, la mia famiglia e la culla dove è nato questo sogno che ci portiamo avanti dal 1868 ai giorni nostri. E con la responsabile delle guide del Veneto andiamo a scoprire altre curiosità di Conegliano in provincia di Treviso. Conegliano si trova in posizione strategica sulla linea che porta in Friuli e questo ruolo è ben identificabile sotto i portici del Duomo, dove ci sono delle lapidi che ricordano il benvenuto per chi arriva e il saluto per chi se ne va. Quindi quando uno arriva dalla stazione trova la parte frenetica del centro e che è il lato commerciale, attraversando la scalinata degli Alpini si trova davanti il Teatro Accademia, che è un po' il simbolo della città, è stato costruito in periodo austriaco e costituisce uno dei poli culturali del centro. Fiancheggiando le mura carraresi si attraversa la chiesetta della Madonna della Neve fino ad arrivare al castello e da lì il panorama è incredibile. Così il nostro percorso potrebbe proseguire scendendo da un'altra parte, non più dalla Madonna della Neve, ma arrivando fino alla Fontana del Nettuno, che per gli abitanti di Conegliano è la Fontana dei Cavai, posizionato in quel luogo in occasione della visita dell'imperatore d'Austria. Ecco, da lì poi si percorre ovviamente la via principale che è il cuore storico della città, la via 20 settembre, un'infilata suggestiva di portici con delle case a schiera che ripropongono la tipologia edilizia del lotto gotico. Un altro luogo da visitare a Conegliano in provincia di Treviso è la casa del pittore Giambattista Cima. Questa è Casa Cima, la casa dove è nato il pittore Giambattista Cima da Conegliano. Al piano terra vediamo i reperti archeologici scoperti durante il restauro della casa, che risalgono al XIII secolo a.C. e questo ha cambiato le origini della zona abitativa di Conegliano. Salendo al piano superiore, dove era la vera abitazione del Cima,
Vediamo sull'intonaco del 400 dei disegni, si presume dei figli del Cima, non sappiamo esattamente di chi, e una scritta autografa invece del grande pittore, AD 9 ottobre 1492. Di fronte troviamo il palindromo o quadrato magico, una scritta che si legge dall'alto al basso e dal basso verso l'alto, destra, sinistra, destra, insomma. Proseguiamo e entriamo nella cucina con il grande camino del 400. Abbiamo avuto la fortuna di trovarlo murato durante i restauri e l'abbiamo rimesso tutto in ordine. La casa del Cima è questa, piccola, carina, e sappiamo che è la sua perché abbiamo trovato degli scritti autografi del Cima che la descrivono. Ho girato il mondo, ho visto cose meravigliose, ma quando vengo a Conegliano, la mia terra, vi aspetta col cuore in mano. Venite a Conegliano, che qua le robe meravigliose da vedere e da bere e da mangiare. Vi aspettiamo sempre puntuali la prossima settimana. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva Conegliano, viva la provincia di Treviso, viva l'Italia e ciao!